Buon pomeriggio a tutti amici, qui dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golf e benvenuti alla gara che apre la terzultima giornata del campionato di eccellenza per quanto riguarda il girone A. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Castellammare contro Licata. A breve avrà il via la gara che, come dicevo in apertura, darà i natali a questa 28esima giornata del campionato di eccellenza, la terzultima, sono gli ultimi 270 minuti di gioco qui al Matranga. Nel frattempo arrivano anche un po' di gabbiani che vanno a sedersi sul prato erboso dell'impianto di Castellammare del Golfo. Andiamo con le formazioni di oggi, abbiamo fatto questa inquadratura zoologica sulla fauna presente qui a Castellammare. Si vede che è arrivato il bel tempo, si vede che sono arrivate le belle giornate, finalmente diremmo anche. Andiamo con la formazione di Castellammare, quindi in porta Di Paola, poi Tarantino, Caronia, Ligotti e Lobosco in difesa, centrocampo composto da Musso, Pipitone, il Jolly, Colantoni, poi Gammicchia e Frisella alle spalle del solito Malik Ba. Per quanto riguarda invece il Licata, in porta Mazzola, poi ci hanno detto che è un 4-3-3 quello del Licata, con Porcaro, Calaiò e Massaro sicuramente in difesa. Poi c'è il dubbio sull'ultimo centrale che dovrebbe essere o Privitera o Palmisano, ma credo più Privitera. Centrocampo composto proprio da Palmisano, quindi è Flores, Imbrogiano assieme a loro, davanti a tutti i soliti Arari, La Piana e Micchi. Adesso siamo pronti per cominciare. Primo possesso che sarà per il Licata dopo il sorteggio combinato dal direttore di gara di oggi, ovvero il signor Alessandro Ingrassia della sezione di Palermo. Accanto a lui, sempre della sezione di Palermo, l'assistente Irene Di Florio e Giuseppe Marino, lui della sezione di Trapani. Tutto pronto per cominciare il via, quindi la gara tra Castellammare e Licata, quella che apre la 28esima giornata del campionato di eccellenza, la terzultima di questo importante cammino del Licata, che dal punto di vista meramente meritocratico e del risultato si è concluso con la promozione in Serie D, ritorno nella massima serie dilettantistica dopo solamente una stagione di eccellenza, un ritorno più che meritato da parte dei ragazzi di mister Bonfatto, che hanno tenuto botta per tutto l'anno, sono stati la squadra più costante, la squadra che ha saputo gestire, la squadra che ha saputo dominare a tratti questo campionato. Lo dimostrano le ultime 5 partite, dove sono arrivate 4 vittorie, e poi c'è quella gara di praticamente 5 giornate fa con il San Vito, che è ancora tutta da edulcorare, da capire, però intanto le 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 hanno portato i 12 punti necessari per ampliare il discorso del gap. Qua pallone che arriva in tempo al centro subito, il primo brivido con il Castellammare, pericolosissimo. Era molto alto Tarantino, era lui l'uomo più vicino ad andare alla battuta verso la porta di Mazzola, che oggi sostituisce Valenti, che è squalificato come lui Manfred, quindi assenze importanti per i giallo-blu, che comunque fanno anche giocare ragazzi meritevoli e che ora possono anche avere più minutaggio dopo la meritata promozione ormai agguantata. Qua ha rischiato con questo retropassaggio il Licata, con bravissimo Mazzola ad anticipare Malik Ba, che ovviamente è sempre in agguato e soprattutto è il capocannoniere di questa squadra ed è il migliore cannoniere oggi in campo. La prova il sinistro, lontanissimo, senza colpo ferire però Frisella. Primi brividi ad opera del Castellammare, che ovviamente sta cercando di portare a casa punti importanti per essere sicuro di rimanere in questa categoria. Non c'è ancora la certezza matematica, ma una vittoria potrebbe consegnare ai ragazzi di mister Mione questo ambizioso traguardo, altrimenti dovrà semplicemente aspettare i risultati della domenica di questa 28esima giornata del campionato di eccellenza, che si chiuderà fra 14 giorni. Ancora c'è qualcosa da fare, qualcosa da decidere, soprattutto in zona playoff. Sarà davvero una bellissima lotta tra le squadre che ancora sono invischiate per ottenere un posto
nelle prime 5, uno già è sicuro, è quello del Licata, che ormai è anche abbastanza certa di andare in Serie D l'anno prossimo. Qua nel frattempo occhio proprio ai gialloblu che provano a ripartire. Quel pallone buono per Arario, mette di nuovo il cross al centro, lo stacco di Palmisano addirittura, poi spunta all'improvviso nuovamente il Licata lì a sinistra, la giocata per liberare poi il cross che arriva al centro, viene murato però un'altra volta da Ligotti. Il tentativo da parte dei ragazzi di Mister Bonfatto, che adesso si rifugiano dal loro portiere. Qua il rischio, la corsa invece il Licata, sempre con un altro dei grandi giovani di questa squadra, ovvero Brogiano. Tempo. Gira il pallone dietro la formazione ospite, rischia però a sua volta il Castellammare, prova quindi a correre la piana, è troppo lontano il servizio per il numero 10, chiede scusa, quindi Palmisano. In questo momento sembra essere messa più a 3 la formazione di Mister Bonfatto, con appunto Privitera che sta giocando un pochettino più avanzato come suo solito fare, quindi probabilmente non è stata alla fine il 4-3-3 la scelta di Mister Bonfatto. Lo scopriremo però ovviamente con il passare dei minuti, ancora meglio, magari appunto è una situazione momentanea. Intanto il pallone torna ad essere di Tarantino. C'è anche qualche difficoltà per il Castellammare in termini di numero in difesa, manca Adamo, è ovviamente un'assenza che si fa sentire. Castellammare che veniva da un periodo comunque positivo, dove aveva ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare, poi è arrivata la sconfitta contro l'Accademia Trapani, che ha un po' cancellato quanto di buono fatto nelle ultime settimane, che però comunque è sembrato uno sprint salvezza sufficiente per essere più tranquilli in questi finali di stagione. Qua il rilancio è per Malik Ba, la riprende Calaio senza particolari problemi e allontana a sua volta il Licata. Ancora Privitera, alza questo destro, pallone buono per Arario che la mette giù, poi pallone di La Piana, buono per Micchi che viene fermato però dall'uscita provvidenziale di Di Paola. Subito prima grande occasione per il Licata con l'idea di La Piana che era andato al centro del campo avversario ed aveva creato questa trama per Micchi, che ovviamente è il riferimento principale oggi per quanto riguarda l'attacco del Licata, la punta centrale con diverse esperienze in giro per l'Italia, anche una alle Tre Fiori nel campionato di San Marino, scuola Pisa, quando ancora il Pisa non era sicuramente al livello in cui era ed è in questo momento, seppur in maniera ovviamente deficitaria, in quanto sta lottando per non retrocedere nuovamente in Serie B. Ma noi stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando del Licata, che qua con Privitera si prende un grande rischio, poi però spunta Palmisano, c'è il dubbio tra i due, alla fine entrambi stanno giocando a centrocampo, viene rimontato e bene qui il giocatore ospite, prova il rilancio avanti il Castellammare, viene colpito Mazzola da Frisella, netto l'intervento falloso dell'attaccante del Castellammare che aveva cominciato la stagione all'Unitas Sciacca, poi il ritorno, figlio il prodigo Luca Frisella, che ha trovato nuovamente continuità, ancora meglio rispetto alle passate stagioni, spesso elogiato da mister Mione, anche le interviste che ci ha rivolto. Adesso il pallone torna a essere il Castellammare, ancora con l'idea di Colantoni che apre il campo e può andare quindi la formazione di casa, ancora Colantoni a scambiare, alla fine non si intende con Ligotti, erano in due ad essere partiti lì su quella fascia, riprende palla il Licata, ancora con
Arario, Palmisano mette a correre Flores, che però non può arrivare neanche col motorino su questo pallone, allora la mette giù il Castellammare, che può andare con Tarantino, che è tornato adesso a fare il terzino di sinistra, si alterna spesso in questo momento con Pipitone. Ovviamente anche Castellammare deve fare fronte a qualche assenza. Per il Licata, a parte Valenti e Manfred squalificati, c'è anche Tedesco che ha ancora qualche noia muscolare e quindi è infortunato. Poi il rilancio è nuovamente per Frisella, che mette giù spalla a spalla con Calaio, troppo poco per il signor Ingrassia per concedere il tiro dal dischetto. Sarà rimessa al fondo quindi per Mazzola. Ha rischiato un'altra volta il Licata, che potrebbe per di più essere già sazio, giocare questi ultimi 270 minuti con tanta, forse troppa tranquillità. In realtà conosciamo il Licata, conosciamo soprattutto i giocatori che compongono questa squadra, veri esperti della categoria e del fare la cosiddetta serie a salire, il campionato a salire. Abbiamo Privitera, abbiamo Pettinato che in questo momento è in panchina, abbiamo tantissimi giocatori che ormai si sono praticamente autoassegnati il ruolo di specialisti di questo tipo di campionati. L'ultimo magari può essere anche Tommy Flores, che l'anno scorso ha fatto la stessa identica cosa con l'Athletic Club, poi era passato nei primi mesi di questa stagione alla Don Carlo Misilmeri e adesso ha trovato il suo posto piano piano anche nello scacchiere di Mister Bonfatto al Licata. Rimessa nel frattempo per Tarantino, ormai un veterano del Castellammare come tantissimi altri. Tarantino va al centro del rigore, anticipato Malik Ba, la rimette dentro, poi Gammicchia rischiando qualcosa, adesso può ripartire in contropiede il Licata, viene subito fermato, Calaio di nuovo con la testa, pure Lo Bosco si aggiunge alla festa, da lontanissimo poi per evitare ulteriori guai Massaro, uno dei giovani di questa formazione titolare di Mister Bonfatto, lui che ha un passato nelle giovanili della Nissa, che in questo momento sicuramente ha altri pensieri per la testa. Pallone ripreso adesso dal Castellammare, prova a mettere in moto Malik Ba principalmente, una gabbia giallo-blu per ora il numero 10 del Castellammare, che negli ultimi mesi ha ereditato questo numero da Messina, che è in panchina ma ancora non è al meglio, un infortunio che ha completamente debilitato in questa stagione il talentuoso centrocampista del Castellammare, che era comunque anche partito molto bene. Qua riesce con una grande giocata il Licata ad andare alle parti di Arario, ancora il numero 11, rientra sul sinistro, poi va nuovamente da Micchi che viene fermato, allontana il Castellammare con qualche difficoltà. Pallone che arriva vicino a Mister Bonfatto, alla fine prova a stopparlo a Privitera, viene fermato, allora può andare ancora una volta Malik Ba, si scontra con Gammicchia, sono loro due gli uomini dell'attacco del Castellammare oggi. Vediamo cosa faranno contro quella che poco fa ho chiamato proprio una vera e propria gabbia umana, a cercare di limitare il massimo Malik Ba. Adesso occhio a Colantoni, va dalle parti di Gammicchia, punta il suo avversario Gammicchia, pallone al centro, Ba! Il miracolo di Mazzola, che respinge la palla che già sembrava destinata in gol. Che parata che ha fatto il giovane portiere del Licata, che si merita anche gli applausi del Matranga, vicinissimo al 14° gol stagionale in campionato. Malik Ba, troppo molle la difesa giallo-blu, provvidenziale bravissimo Mazzola, dicevo proprio portiere in riserva del Licata, oggi chiamato in causa, non solo oggi, anche nelle ultime uscite spesso e volentieri ha dovuto fare la sua parte al posto dello squalificato Valenti, ammonito nel finale nella gara contro il Montelepre, la gara che è valsa la promozione in Serie D per il Licata. Qua c'è un fallo ai danni di Colantoni, che si sta muovendo molto, il numero ci poteva trarre in inganno quando nella distinta abbiamo visto il 4, in realtà sta giocando più a centrocampo con ovviamente propensione offensiva come l'abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa stagione.
Castellammare vicinissima al gol del momentaneo vantaggio, quello che sarebbe stato il momentaneo vantaggio parziale, che però non è stato mutato da Malik Ba, che ha fatto davvero una grande giocata alle spalle dei difensori per liberarsi e per andare a botta sicura a colpire, però non aveva fatto i conti con Mazzola, che ha fatto davvero una grandissima parata. Qua il pallone arriva alle parti di Micchi, forse con un braccio se ne va, infatti c'è fallo commesso dall'ex attaccante del Pisa, calcio di punizione in favore del Castellammare, che ovviamente adesso metterà giù questo pallone e andrà più lontano possibile a cercare nuovamente Malik Ba, che ovviamente adesso è carico, ha il piede caldo, ma vuole riscattare l'errore da pochi passi, che più che errore suo è stato un autentico miracolo da parte del portiere avversario. Proprio Ba gestisce il pallone, va dalle parti nuovamente di Pipitone, che lancia per Frisella, ancora il 9, mette al centro, rimessa che diventa calcio d'angolo in realtà, visto che l'ultimo tocco non è di Frisella bensì di Brogiano. E adesso il pallone torna ad essere il Castellammare, che arriva al centro, esce nuovamente il Licata, poi va completamente a vuoto Colantoni, c'è Arario, non c'è fallo di Ba, allora ancora Colantoni, vicinissimo al gol del vantaggio, non c'è il tocco di Mazzola, questa volta non ha dovuto effettuare la parata il portiere Licata, però Castellammare nuovamente vicino al gol del vantaggio, e questo comunque è un ottimo segnale per i ragazzi di Mister Mione, che stanno continuando a premere su un Licata sì sazio, però comunque pur sempre il Licata, è pur sempre la squadra che ha dominato numeri e dati alla mano questo campionato. Occhio ad Arario, allora va da Flores al limite, Flores nella tre quarti campo riesce a girare nuovamente il pallone per Massaro, che si accontenta di tornare da Privitera ancora per Flores, pallone deviato leggermente, e allora c'è Malik Ba che riparte, ancora Ba bloccato da Calaiò, rimpallo che favorisce Privitera, che adesso va col destro lontano a cercare nuovamente la corsa di La Piana, che mette giù e viene attorniato adesso da Lobosco, ancora La Piana a girare dietro Arario, stoppa, va col destro deviato, pallone che non viene messo fuori da Castellammare perché evita la rimessa avversaria Frisella. Allora, nuovamente Caroni, oggi chiamato a svolgere il ruolo da centrale, negli ultimi mesi si era imposto come il playmaker, il compasso di questa squadra. Oggi con tante assenze in difesa ovviamente deve anche fare questo lavoro, anche perché l'altro difensore centrale che aveva ormai preso abitualmente il posto titolare, Lampo, non è al meglio, infatti è in panchina. Qua ha rischiato il Castellammare, prova a riprendere il pallone il Licata, ma alla fine torna ad essere Di Paola, 17° in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Gara comunque bella, gara che ci sta offrendo un calcio che, al netto del caldo che è tornato finalmente, sta offrendo comunque un ottimo ritmo, un'ottima intensità, soprattutto dalle parti del portiere Licata, perché il Castellammare per 2 volte, soprattutto con Malik Ba, è andato vicinissimo a quello che sarebbe stato il gol del vantaggio. Gira adesso il Licata, noi vi ricordiamo ovviamente che sia sui nostri canali social come la nostra pagina Facebook, sia sul nostro canale YouTube andremo a coprire tantissime gare nel corso di questo weekend, gare che ormai si macchiano di verdetti a go-go. Ne seguiremo tantissime tra oggi e domani per ufficializzare le ultime cose che ci sono da ufficializzare in questa stagione. Ora occhio al Licata, pallone che arriva al centro, in qualche modo Tarantino, e poi Palmisano, miracolo di Paola, 2 volte Di Paola, ancora Micchi fermato, una muraglia umana sulla linea della porta del Castellammare. Di Paola ha fatto un intervento da uomo ragno, Micchi ha avuto 3 palle gol nette
anzi 2 Micchi e una Palmisano. Di Paola si è imposto in maniera clamorosa e poi anche i suoi difensori l'hanno aiutato. Anche il Licata ha avuto la sua parte di urlo strozzato in gola. Palmisano soprattutto. E poi con Micchi, occhio ora a Frisella, può ripartire in contropiede Castellammare, si accende il Matranga, Frisella va da Malik Ba decentrato, ancora Malik Ba, è in aria, prova la giocata, va dove c'è Gammicchia, torna sul sinistro, ancora Gammicchia, prova il cross, viene fermato, calcio d'angolo, il Castellammare c'è, il Matranga spinge, il Licata poco fa però è andato vicino al vantaggio con una tripla occasione. Adesso attendiamo il calcio d'angolo che batterà, se non vado errato, Musso. Tanti uomini in maglia azzurra in aria in questo momento. Sono 5. Fuori Colantoni, poi il resto a coprire. Palo Bosco sul secondo palo rimette il pallone al centro, c'era Frisella che ha staccato ma non in maniera precisa, la riprende un'altra volta senza particolari problemi Antonio Mazzola, portiere che aveva cominciato la stagione a Bagheria nel 90-011, in generale per lui un percorso che ha visto soprattutto i suoi natali al CUS Palermo, adesso un ruolo mai da sottovalutare come quello del portiere di riserva giovane che prova comunque a scalfire un veterano come Valenti, anche lui un esperto di promozioni. Abbiamo visto l'anno scorso con la maglia del Gela e non solo, qua nel frattempo c'è, credo più che un fuorigioco, un tocco con il braccio da parte di un giocatore del Castellammare, deve battere quindi la punizione qui. Il Licata l'ha già fatto con Calaio che adesso può impostare. Siamo al 20°, quasi alla metà del primo tempo. Abbiamo visto incredibili occasioni da una parte e dall'altra, ma ancora il parziale come se fosse colpito da un incantesimo. Non ne vuole sapere di cambiare. Per rilancio per Arario che mette il pallone al centro, che non è uscito, è ancora giocabile, esce adesso però il Castellammare quantomeno alla sua area il rigore con Tarantino. Frisella prova a scappare, quindi Gammicchia colpito e trattenuto da Imbrogiano, esterno che ha iniziato la sua carriera come attaccante, ora oggi soprattutto impegnato come terzino destro. Questa è la scelta quindi di mister Bonfatto. Calaio e Porcaro, come potevamo immaginare, a fare i centrali con a sinistra Massaro e a destra invece Imbrogiano, e quindi liberando davanti Privitera e Palmisano. Tarantino, pallone tagliato per Ba che prova ad operare in mezzo a una serie di maglie gialle, poi Flores fa ordine, va dalle parti di Privitera che può liberare un'altra volta Arario cross alle parti di Nicchi, sventagliata che vede il 22, poi spunta la Piana ad aiutarlo, occhio a Palmisano trattenuto, prova il tacco per la Piana, anticipato da Tarantino che aveva nel frattempo fatto un recupero mostre per andare a coprire più campo possibile alla ripartenza licatese. Privitera fermato il pallone un'altra volta da Frisella che poi credo con l'ingegno e con l'astuzia si è preso questo rinvio con le mani. Tra Tarantino, noi siamo al 22° di gioco, praticamente quasi alla metà di questo primo tempo. Allontana Tarantino con la testa, poi Frisella. Ba controlla Malik Ba, prova a girarsi, ancora Ba, apre a destra, sta arrivando di gran carriera Colantoni, poi Musso mette al centro, pallone buono solamente per Mazzola che prova a spadroneggiare lì nell'area piccola, poi Privitera non si intende con Flores, nuovamente quindi il Castellammare prova ad andare lì a destra, la corsa fulminea, pallone che adesso arriva al centro, esce nuovamente il Licata, poi forse c'è anche lamentela da parte del Castellammare, sta che Flores può ripartire, passaggio però impreciso per la Piana. 22:30, siamo arrivati ora
alla metà del primo tempo che declamavo già qualche minuto. Abbiamo visto già tanto per essere solamente al 22esimo, ora 23esimo di gioco. Porcaro allontana, pallone che è fuori ed è buona per il Castellammare, che quindi con la pressione alta continua a mettere in difficoltà la difesa del Licata. Nuovamente Lo Bosco con il pallone tra le mani a mettere questo oggetto della contesa al centro, a rimorchio spunta un'altra volta Frisella che va col sinistro, viene murato, c'è però calcio d'angolo. Ancora azzurri pericolosi, non era Frisella bensì era Pipitone. Cambia davvero poco per il Castellammare perché sono nuovamente tutti in aria, sempre con 3 difensori a completare la metà campo. Il resto dei giocatori è in aria, eccezione fatta per chi batte e per Colantoni che va sempre a rimorchio. Poi il signor Ingrassia vuole vederci chiaro per qualche movimento strano in area di rigore. A breve però potrà andare il Castellammare, che arriva al centro, sul primo palo tagliata questa palla, riesce a pulire il Licata che ora prova a ripartire in contropiede. C'è comunque Pipitone che è abbastanza veloce per chiudere Arario, poi qua rilancio, cercare Musso che era scappato alle spalle della difesa del Licata, però c'era in netto vantaggio Mazzola. Lui e Di Paola però i migliori in campo senza ombra di dubbio per via degli interventi miracolosi che entrambi hanno optato sull'attaccante avversario, Bada da una parte e Micchi dall'altra. Qua c'è un fallo fischiato ai danni del Castellammare e quindi calcio di punizione per il Licata. Siamo al 25esimo della 28esima giornata del campionato di eccellenza del girone A, già vinto dalla squadra che oggi gioca in giallo, il solito completo tutto giallo del Licata contro l'azzurro della maglietta e il bianco dei pantaloncini del Castellammare. Occhio nuovamente a Flores che rimette questo pallone al centro, può tenerla Arario che vince il mismatch fisico, poi c'è Palmisano, cade a terra Lo Bosco, non c'è niente da segnalare, Palmisano mette il cross al centro, difficile da controllare per la Piana questo pallone che lo scavalca anche, poi c'è un fischio da parte del signor Ingrassia che deve andare a dire qualcosa a Frisella che si lamentava per quella lotta tutta di fisico poco fa con Arario. Rimessa con le mani per il Licata. Flores 1-2, ancora Tommy Flores torna dietro, Calaiò dopo il passaggio di Porcaro, ancora Benito Calaiò a rilanciare dalle parti di La Piana che prova a giocare, La Piana il tunnel fino a se stesso, però ancora Massaro per Privitera che colpisce male e adesso allontana il Castellammare con Malik Ba che può partire, già è chiuso ma comunque all'estero dalla sua. Malik Ba prova ad accentrarsi, ancora il numero 10 va dalle parti di Musso che viene fermato, il pallone però torna dalle parti del capocannoniere del Castellammare. Adesso occhio al destro tentato da Pipitone che aveva lo spazio per provare questa conclusione. Pipitone convocato nel torneo delle regioni per rappresentare la Sicilia nel corso delle ultime settimane. Un traguardo particolarmente festeggiato e sentito dalle parti di Castellammare per un talento che sta crescendo tanto nel corso di questo campionato con la maglia azzurra. Poi Caronia non in maniera super precisa ma comunque riesce ad allontanare, prova a farlo nuovamente, lo aiuta ancora Lo Bosco e c'è Flores. Porcaro si propone Privitera, ha lo spazio per verticalizzare, lo fa bene, non è messo benissimo in Castellammare, prova quindi ad andare La Piana, cross a cercare Arario, Di Paola presa da cestista e poi fa suo il pallone quando siamo al 28esimo di gioco dei
45 previsti per questo primo tempo, molto scorrevole, pochissime interruzioni. Entrambe le squadre stanno giocando una gara aperta, senza né scoprirsi né comunque chiudersi così tanto. Una gara che è piacevole, comunque ancora impronosticabile, seppur la classifica ci direbbe un'altra cosa. Arario prova a mettere il cross al centro, viene bloccato. C'è ancora Frisella, tricco sinistro, allontana. Non controlla benissimo. Rivitera, Imbrogiano, Porcaro, Flores. Si propone Massaro che corre lì a sinistra, ancora il terzino del Licata, mette al centro, Micchi viene bloccato. E allora può andare Castellammare a sua volta, con Malik Ba che ci crede, prova a scavalcare Porcaro, c'è fallo e giallo per il numero 19 del Licata, che ferma con le cattive l'attaccante del Castellammare. 29esimo, primo giallo della gara per Porcaro. Una carriera passata tra le varie province siciliane, soprattutto in Serie D, per Porcaro, Messina, Ragusa, Siracusa, tra le altre. Adesso Licata in eccellenza per riportare, e l'ha fatto, una città, una squadra, una società che ovviamente non merita queste categorie, anzi meriterebbe anche di andare oltre la Serie D per il tifo, per la passione, per lo spettacolo che i tifosi e la città di Licata offrono sempre in merito al pallone. Ovviamente noi non possiamo fare altro che augurarglielo dopo averli anche seguiti con le nostre immagini nel corso di questa stagione storica. Palmisano riparte, vuole la sua maglietta, qui Pipitone chiede subito scusa, c'è l'altro giallo di gara per il numero 8 che voleva tantissimo la maglietta di Luca Palmisano ed è giallo. Dopo Porcaro c'è giallo anche per Pipitone, 2 ammonizioni in pochissimi secondi per il signor Ingrassia, una per parte. Qua netto il giallo di Simone Pipitone, che ha trattenuto la maglietta dell'altro numero 8 in campo, ovvero di Luca Palmisano, che 8 sono anche reti segnate proprio dal giocatore del Licata, che in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione è sempre stato pronto per la causa. Qua uno schema, quello provato da mister Bonfatto e dai suoi, subito però letto e chiuso dal Castellammare. Cambia gioco Privitera, va dalle parti di La Piana che appoggia Flores, la tocca Porcaro che voleva anche girarla in qualche modo ma non ci è riuscito. Si chiude il 31esimo di gioco, occasione virtuale, più potenziale che altro per il Licata. Allontana Di Paola, pallone per Frisella, lo rende giocabile per Gammicchia, poi Porcaro non benissimo, la riprende Colantoni che poi cade a terra. La palla è per il Castellammare ma è caduto male Colantoni. Scontro con Massaro che ora va a parlare con il secondo assistente del signor Ingrassia. Ricordiamo, si tratta del signor Giuseppe Marino della sezione di Trapani. A parlare con lui come a dire io non ho fatto nulla, e infatti non c'è fallo, non c'è punizione. Torna in piedi Colantoni che ora si rende disponibile per ricevere il passaggio di Lobosco che va direttamente in aria, pallone subito però uscito con fierezza dalla difesa del Licata.
Colantoni prova a saltare e ce la fa. Privitera, sempre il numero 4, deviazione su questo cross, anzi no, è uscito proprio male il tentativo di destro di Colantoni, quindi rimessa al fondo senza possibilità di appello, che ha già battuto Mazzola. 33esimo in corso, rilancio a cercare Micchi, ottima la verticale, deve uscire Di Paola come un centrale di altri tempi, palla che supera anche i confini del Matranga di Castellammare, protagonista anche di diversi lavori di ristrutturazione nel corso di questa stagione. L'impianto castellammarese, ma Flores, lo scambio è buono, pallone che arriva in aria, c'è Micchi che prende e va, e sigla quella che è la rete del vantaggio del Licata, stavolta sì, ce la fa Micchi, è 1-0 per il Licata. Tutto nasce da una grande giocata di Flores e soprattutto di Lapiana, che con la magia si è smaterializzato ed è arrivato a mettere questo pallone al centro per Micchi e quindi sfrutta l'occasione e riesce a cambiare il parziale qui al Matranga. Prima rete della partita, sorride in panchina, soddisfatto mister Lillo Bonfatto, sorride soprattutto perché questo è un gol che mischia talento, tecnica, studio e tante altre qualità che ovviamente quest'anno hanno fatto il Licata campione e noi l'abbiamo sicuramente constatato oggi, anzi nei momenti di picco, di brillantezza maggiore, questa squadra davvero, per quello che abbiamo visto, poteva benissimo anche presentarsi ai nastri di partenza di qualche categoria superiore. Ovviamente poi in una stagione ci sono alti e bassi, il Licata li ha avuti, seppur non in maniera così presente. Occhio nel frattempo a Malik Ba, ripreso palla di Castellammare, Ba, serpentina di Ba, che poi ha provato anche ad andare con il sinistro. Poi Sioringassia ferma tutto, forse perché c'è un qualcosa, c'è un membro della panchina del Castellammare che viene allontanato, forse non faceva parte del distinto oppure semplicemente è successo qualcosa e quindi il direttore di gara l'ha invitato ad uscire dal rettangolo verde, quello quantomeno per le panchine. Ma lontano Caronia, lascia scorrere Calaio, dicevo appunto delicato, una squadra che con difficoltà è andata in difficoltà nel corso di questo campionato, e questo poi la costanza, la chiave per portare a casa le stagioni, i campionati e non le singole partite. Abbiamo detto proprio di questo filotto nelle ultime 4 partite, ben 4 vittorie che, sommate anche alle disfatte delle principali avversarie, ha portato la formazione di mister Bonfatto già ad essere sicura con 270 minuti d'anticipo più i 90 della gara contro il San Vito, essere sicura di essere in Serie D. Partita ovviamente la stagione 26-27, ma intanto pensiamo a Tommy Flores che sventaglia tutto a cercare Arario. Di Paola conta i passi per evitare di uscire al limite della sua di rigore, prende il pallone con le mani, l'ha già lanciato verso Frisella che ha provato la giocata per Malik Ba, il pallone sbatte sul 10 che forse neanche si aspettava più di arrivare a conoscere questa palla e alla fine Improgiano ottiene la rimessa con le mani. Vai ragazzi, noi ci vediamo! Il pallone è per Flores.
Colantoni prova il destro al volo. Colantoni, gli applausi del Matranga sono tutti per lui. Un pallone che ha superato anche il direttore di gara Ingrassia. Arriva perfetto per il colpo di controbalzo di Colantoni. Siamo al 38esimo, è 1-0 per il Licata. Poco fa ha segnato Micchi, il gol che ha portato avanti i ragazzi di Mister Bonfatto, e qua però sbagliano con Privitera. Allontana quindi il Castellammare, prova la falcata. Poi fa l'errore incredibile di Mazzola, ma è tutto fermo. Tutto fermo. Fuori gioco, credo, di Ba sul tiro di Musso. Ci sarà da discutere su questo gol annullato a Malik Ba, ma l'errore incredibile è stato di Mazzola, che non ha trattenuto il tiro tutt'altro che irresistibile di Musso. Si è alzata però la bandierina del signor Marino. Stranissima la situazione che abbiamo appena visto, anche perché sul tiro di Musso sembrava ormai pronto al rilancio Mazzola, che invece si è fatto scappare il pallone dei guantoni, e Ba era lì in agguato, aveva fatto gol ma era in fuorigioco, e quindi si alza la bandierina. Tutto rimane per com'era fino a pochi secondi prima, però qualche veleno in più il Castellammare poi andrà a rivedere magari la diretta che stiamo fornendo noi di Sportisvi di questo incontro, due delle nostre squadre media partner di questo bellissimo campionato di eccellenza vinto dal Licata. Il Castellammare è in attesa di arrivare alla sua di vittoria, al suo di obiettivo, la salvezza. Occhio ancora ad Arario, non riesce a tirare il numero 11 invocato anche dalla sua panchina, non dai suoi tifosi, perché come sappiamo è stata vietata la trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Agrigento. C'è qualche parente, qualche familiare dei ragazzi che non abitano nella provincia agrigentina, però ovviamente Licata un po' debilitato da questo punto di vista, nella mancanza dei propri tifosi, però c'è anche da dire che è come se non ne stesse risentendo per come sta giocando Privitera. Nasconde il pallone, prova adesso ad andare col sinistro, che però solletica l'area di rigore. Ora Palmisano non riesce a controllare e quindi mostra il fianco Licata, se ne va il Castellammare con il passaggio poi impreciso per Malik Ba. Aveva fatto tutto bene qui Castellammare. Adesso occhio però ad Arario, si distende il Licata, prova il destro, Arario deviato. E adesso allontana nuovamente Pipitone. Ba è sempre in agguato, ma Imbroggiano riesce a mantenere il possesso. Arario sempre ben imbeccato, sempre ben messo. Il numero 11, c'è l'altro esterno vicino a lui che è La Piana. Pallone complicato, Flores con il petto lo gestisce e va alle parti di Privitera. Prima l'arrivo di Ba, scarica la palla, ancora Privitera. Arario, Privitera, Calaiò, Porcaro, Calaiò. Giro palla del Licata in attesa di qualche spunto offensivo. Noi siamo ormai al tramonto di questo primo tempo. Imbroggiano, Arario sempre per Privitera, che poi non riesce a controllare benissimo questo pallone. Chiede scusa, infatti c'è La Piana, si è scambiato di fascia con Arario, il numero 10 già da qualche minuto, anche se Arario rimane comunque lì a destra. C'è artiglieria pesante lì su quella fascia per il Licata, che per adesso proprio lì viene messo in difficoltà dalla corsa di Tarantino. Frisella gestisce, va all'altra parte, adesso lo Bosco può scivolare. Ancora il numero 2 non riesce a trovare soluzioni immediate, allora attende l'arrivo di Musso. Pipitone sventaglia a cercare Frisella, non è male l'idea. Frisella arriva su questo pallone, la può controllare. Frisella mette al centro, Ba non riesce a girarsi, non c'è nessun rimorchio, prova ad arrivare adesso qualcuno, e poi il sinistro di Ligotti fermato da Mazzola.
43esimo. Castellammare che con questo rilancio che sembrava casuale e sbagliato, in realtà era col contagocce perfetto per Frisella da parte di Pipitone. Ma Micchi, che magari non ha offerto la sua miglior prestazione per il livello che può vantare e detiene il 22, però comunque è stato letale. La seconda grande occasione che ha avuto, perché nella prima comunque si è fatto ipnotizzare Di Paola prima dalla difesa del Castellammare, poi palla in buca, prende e va Micchi, che ha trovato così la rete che in questo momento sta sentenziando il vantaggio Licata, quella che sarebbe la 20ª, andando adesso a memoria, poi andremo a controllare tra poco i dati, la 20ª vittoria stagionale del Licata in campionato, un numero importante, contando comunque che le gare giocate sono 28. Questa sarebbero 27, perché ancora attendiamo, come molti sapete, la partita, almeno il verdetto finale della partita tra Licata e San Vito, piena di veleni, soprattutto quella partita, per cui noi non vogliamo entrare almeno oggi per quanto riguarda la cronaca di questa altra gara molto bella tra Castellammare e Licata, con Castellammare che merita sicuramente qualcosa in più. Qua sbaglia Flores, allora può ripartire subito la formazione azzurra. Parte perfettamente Malik Ba davanti al portiere. Non funziona la trappola del fuorigioco ed è Malik Ba a trarre in inganno tutta la difesa avversaria. È arrivato il pareggio del Castellammare. A Micchi risponde Ba. Al 45esimo è arrivato il gol di Malik Ba, che con calma proverbiale va a dissetarsi. 45esimo, sta per finire ormai il primo tempo, proprio al tramonto della prima frazione è arrivato il gol del Castellammare che rimette tutto in parità, tutto in equilibrio. Si lamenta tutto in Licata lì dietro, con il signor Ingrassia, in particolare con il secondo assistente, con il signor Marino, che non ha alzato la bandierina. Era palese la volontà dei difensori del Licata di mettere in fuorigioco Malik Ba, ma non ci sono riusciti. Un minuto di recupero a partire da quando verrà battuto questo calcio d'inizio da parte di Micchi, però da adesso, quindi credo che si chiuderà il primo tempo a 46 e 25, 46 e 30. Vediamo anche quello che succede in questo ultimo minuto. Flores prova subito a reagire il Licata dopo il gol subito, va col destro a cercare Arario, proprio Arario, subito cross al centro, Flores si coordina, il tango argentino tra Arario e Flores mette fuori il Castellammare, calcio d'angolo, vuole chiudere in avanti questo primo tempo il Licata dopo la beffa chiamata Malik Ba, che poco fa ha trovato la rete numero 14 del suo campionato. Continua la sua lotta personale con Nacho Pierce per la palma di miglior marcatore di questa competizione. Benissimo l'aria del Castellammare, arriva al centro il pallone, Palmisano viene anticipato, scivola poi il difensore azzurro che voleva andare a battere. Si tratta di Gammicchia, che rimane anche a terra dolorante, si è fatto male nel tentativo di rilanciare. Finisce qui il primo tempo su questo sfortunato rilancio di Gammicchia. A tra poco, signori, con il racconto e la cronaca integrale del secondo tempo della sfida tra Castellammare e Licata, che per ora è 1-1. Hanno segnato i due attaccanti, da una parte Micchi, dall'altra Malik Ba. A tra poco. Buon pomeriggio a tutti amici qui dal campo comunale di Santa Margherita di Belice, benvenuti alla gara tra Margheritese e Gemini. Calcio di punizione che arriva in area con lo stacco tentato da Messina, vede che si è proposto Muratore, ancora lui, Muratore per Colle che mette al centro Mondino. Graci, cross al centro, Zinna prova
a prendersi lo spazio giusto. Ancora Margheritese, altro traversone, De Miere, miracolo, ma il pallone è entrato. Aveva fatto un miracolo De Miere, ma non è bastato. E avanti la Margheritese al 28esimo. Gol di Nicolis con la 18. Occhio però la Margheritese che può ripartire con questo pallone che non passa, ma c'è sempre Zinna che prova il destro che non si abbassa. Punto qui da parte di Licata, pallone buono per Stassi in area, colpisce male Giorgio Stassi e questa è una notizia. Uomini biancorossi in area, pallone che ritorna nell'area piccola, De Miere non rischia la presa, rimane lì il pallone, c'è un fallo però su Beca, c'è Provusu e col contagocce va dove c'è Licata. Lunga la squadra Miceli con questo tiro di Muratore, Pizzolato non trattiene, prova a girarsi, lo fa con calma, forse un po' troppa, adesso mette il pallone al centro, l'incredibile errore ed è arrivato il gol di Mondino che ha toccato sulla linea, incredibile svarione di Pizzolato, sfortunato per il rimbalzo che ha ottenuto il pallone. Tutti indicano Muratore, quindi forse Mondino non ha toccato, il pallone già era dentro. Ancora Licata, va sul sinistro, pallone che è passato, Muratore al limite, allo spazio per andare al tiro, prova a girarsi nuovamente, viene bloccato e poi crea un'invenzione per Miceli che è solo, temporeggia Miceli, pallone che arriva al centro e c'è fallo di Stassi. Battere quindi Adamo, pallone sul secondo palo, arriva lo stacco De Miere. Micolis, pallone ottimo per Graci, era uno schema e per poco non trova un incredibile gol qui Graci, ma era fuori gioco che però è decentrato. Zinna si centra, prova il sinistro, Sahin Beni a dire no, la prima vera volta in cui è stato impegnato. Potrebbe andare quindi la Margheritese che ha un'ultima grande occasione, Maniscalco prova il destro, la prende Sahin Beni in due tempi che poi subisce un colpo. Più tempo, finisce 1-1, ultimo brivido per il Gemini che conquista un punto nella trasferta 2.0 di Santa Margherita di Belice. Va subito giù, Niccoli prende il pallone, scarica sul compagno Melle, sul secondo palo, anzi a rimorchio, Niccoli la sblocca subito dopo veramente forse 20 secondi. Ma la palla, poi mette subito dentro con Megna che è chiuso il primo palo. È stato un cambio portieri. Bella giocata ancora una volta per calciare, tutto facilissimo per Martorana sul secondo palo ancora e arriva puntualissimo da quella parte Niccoli, 3-0. Apertura da quella parte per Butera, deviazione, poi quasi che tocca la traversa questo toscano, forse col braccio Meli, si continua, Meli e poi la parata di volo, Meli ancora, il taglio di Alessi, viene servito in questo momento Alessi, calcio! E dove l'ha messa capitano? Questo è un gol bellissimo, Butera si tocca il viso, si continua, Niccoli! E fa 5-0, e che protesta perché Butera è rimasto giù. Chinnici salta il primo, non il secondo, poi Megna, palla in verticale, un po' spinto, palla che rimane lì ed è 6-0, alla centrale per Meli, addosso ad Alessi, molto bravo ad uscire col petto, senza paura, la Fiura cerca la conclusione e fa un gol straordinario, Capitan Vito la Fiura, il gioco. Scalzo alla Toscano, questa volta funziona perfettamente e il gol 7-1. Meli alza la palla, bella idea per Di Chiara e per poco non trova il suo primo gol in C1. Niccoli a battere, c'è il taglio ottimo, non se lo segue Di Chiara, poi tocco morbidissimo da parte di Scalzo, gol meraviglioso, ma che palla di Niccoli. Poi l'intervento Di Chiara per Meli ed è il secondo gol in C1 per questo ragazzo ed è assist invece per Di Chiara.
Aglio dichiara la tocca, prova sportellata con Agnello, la tiene in campo, in mezzo a 1, in mezzo a 2, dichiara, deve attaccare la porta, dichiara, cerca la porta, Alessi, taglio di Niccoli, prende controtempo Pomeli, rientra Niccoli, che gol ha fatto, 9-2, Niccoli, anticipo di Meli, riesce a passare, dichiara ancora, Meli, salta l'uomo, Meli, e doppietta per Ruggero Meli, prima palla ancora di dichiara. Un po' 3 oggi gli osservati speciali, appunto Migna, Meli e dichiara, intanto va bene così, finisce la partita, vince la Vigo San Cataldo con il titolo di 9-3. Qui con mister Ancona dopo il pareggio del suo Gemini sul campo della Margheritese. Mister, una gara che è terminata 1-1 ma poteva terminare probabilmente in qualsiasi modo, tante occasioni sprecate nel primo tempo, loro poi hanno fatto gol, forse la rete è arrivata nella maniera più rocambolesca possibile con uno strano rimbalzo del pallone, ma in generale c'era il sentore che si poteva fare di più, pur essendo comunque un buon punto su un campo complicato. Sì, sapevamo che comunque era una partita difficile perché loro avevano ancora lo stimolo del piazzamento playoff, hanno fatto una grande partita, parlo della Margheritese, hanno fatto una grande partita, noi potevamo e dovevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni, non siamo stati lucidi sotto porta e come detto il gol è arrivato poi magari nel modo più rocambolesco, tra l'altro è arrivato nel momento ideale, proprio subito dopo l'inizio del secondo tempo, c'era tutto il tempo possibile per poterla segnare, però ovviamente di fronte avevamo un avversario che ha fatto una grande partita, ha lottato su ogni pallone, quindi prendiamo atto di questo pareggio che smuove la classifica e guardiamo comunque ancora avanti perché dobbiamo ancora portare a termine quest'ultima fase di stagione nel miglior modo possibile, così da poterci piazzare nella migliore posizione possibile e poi ce la giocheremo ai playoff. Ha detto proprio di guardare avanti, domenica prossima c'è una grande sfida contro l'Alcamo, diciamo che ovviamente c'è anche un po' di apprensione per le condizioni di Mirko De Miere, che è uscito per un infortunio nel corso del secondo tempo, si è fatto però ben vedere il secondo portiere Saglimbeni. In generale comunque la squadra arriva dopo una prova difficile contro un'altra formazione di quelle che sicuramente a questo punto, guardando anche la classifica, sarà tra quelle che si potrebbero incontrare ai playoff. Ma il girone di ritorno comunque ha riservato per il nostro girone un innalzamento qualitativo medio di tutte le squadre davvero inaspettato e importante. Questo ha reso ogni partita non scontata, aperta a qualunque risultato. Domenica prossima allo stesso modo sarà una partita che, nonostante comunque andiamo in casa dell'Alcamo, sappiamo che possiamo dire la nostra, andremo lì per ottenere il bottino pieno, poi ovviamente sarà sempre il campo ad emettere verdetti. Per quanto riguarda Mirko, ha avuto un leggero risentimento muscolare, ma penso nulla di particolare, a prescindere il nostro reparto portieri è abbastanza completo e affidabile, quindi non rappresenterebbe un problema, però a questo pensiamo dopo. Al momento ci godiamo 2 o 3 giorni di riposo, da martedì riprendiamo, ci prepareremo al meglio per Alcamo. Qui con Luca Antona, centrale del Gemini, dopo il pareggio per 1-1 contro la Margheritese. Luca, una partita difficile, si sapeva, complicata, leggere i rimbalzi su questo campo è davvero un'impresa ardua anche per i più esperti. Voi come reparto difensivo vi siete comportati molto bene, forse un pochettino più imprecisi lì davanti. Cosa è mancato secondo te oggi per arrivare al bottino pieno? Ma intanto, anche se il campo era in terra come il nostro, era completamente diverso, perché da noi c'è molta più sabbia e il rimbalzo, come hai detto tu poc'anzi, è veramente quasi illeggibile. Purtroppo ci siamo mangiati 2 o 3 gol a tu per tu col portiere, ma fa parte del gioco. Noi mancano le ultime 3 battaglie, cerchiamo di fare più punti possibili in modo tale da poter avere un piazzamento playoff più favorevole possibile.
Parlando proprio della difesa, oggi, come già è capitato anche altre volte, eravate 3 ragazzi molto giovani ma già abbastanza esperti, state rodando ovviamente i meccanismi corretti, soprattutto per quella che sembra essere la post-season, quando la palla inizierà a scottare. Ma onestamente mi trovo bene con tutti lì dietro, anche quando gioca Messineo in Giappone. Diciamo che siamo un reparto abbastanza rodato già da 18 agosto che lavoriamo tanto col mister. Dispiace perché è da tante partite che subiamo gol, però il calcio è anche questo, oggi si poteva vincere, ma purtroppo è andata così. Quasi tutto pronto per ricominciare qui dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, dove è in corso la gara tra Castellammare Calcio e Licata. Qui dal Matranga è 1-1 il punteggio che arriva dal parziale al termine del primo tempo. Le reti dei 2 grandi attaccanti, da una parte Micchi, dall'altra Ba. Andiamo quindi con le formazioni, non vedo cambi né da una parte né dall'altra, quindi sono gli stessi i 22 che scendono in campo. In realtà proprio sotto la nostra postazione sta per entrare Simone Vitale nel Castellammare, quindi c'è un cambio. Non abbiamo ovviamente ancora contezza di chi è il giocatore in maglia azzurra che è uscito, allora andiamo velocissimo a dire le formazioni di oggi. Di Paola in porta per il Castellammare, poi Tarantino, Caronia, Ligotti e Lo Bosco per ora dietro in difesa. Musso, Pipitone a centrocampo, Gammicchia, Frisella e Colantoni sono i trequartisti alle spalle di Malik Ba. Entra in campo adesso Vitale, vedremo ovviamente chi è uscito al posto suo. Nell'Icata invece sono gli stessi gli 11 che daranno il via a questo secondo tempo, con Mazzoli in porta, poi sono Calaio e Porcaro centrali, Massaro a sinistra e a destra invece Imbroggiano, centrocampo affidato a Peditera, Palmisano e Flores, attacco per la Piana, Arario e Micchi. Inizia quindi il secondo tempo di questa gara qui al Matranga. Subito la corsa provata dal Castellammare lì in avanti con Frisella, fermato, allora Flores può gestire questo possesso, è uscito il pallone, mister Bonfatto già lo ridà al Castellammare. Noi ricordiamo che non è una gara del tutto ininfluente, qua prova il tiro al volo, invece Musso
Dicevo che non è una gara proprio influente ai fini della classifica, perché ancora il Castellammare si trova nella terra di mezzo, non sa cosa sarà della sua stagione, o almeno è molto probabile che rimarrà sempre lì nella terra di mezzo di questa classifica del campione di eccellenza, perché ancora non è né matematicamente esclusa dei playoff né matematicamente certa di rimanere salva, quindi fuori dalla grinfia dei play-out, e questo ovviamente è una cosa che trae un po' in preoccupazione il pubblico di Castellammare, che però dopo l'ultimo periodo di forma in realtà si è un po' più messa al sicuro rispetto a quelle che erano le previsioni di un mese fa. Occhio qua nel frattempo a La Piana, fermato, rimontato da Ligotti, che poi mette fuori questa sfera. Sarà rimessa, che non batterà Massaro, bensì toccherà nuovamente a La Piana. Anche lui un fattore quest'anno. La giocata qua è per Flores, che non riesce però a ritagliarsi il suo spazio. Allora ancora La Piana, Privitera non controlla benissimo, alza questo campanile, poi il pallone gli ritorna, c'è la corsa di Massaro, Palmisano mette giù Castellammare, adesso Ba attende rinforzi Malik Ba, non parte subito in verticale, aspetta Colantoni che va adesso lontano a cercare la corsa di Frisella e Genaria Vitale. Frisella prova a mettere il cross al centro, colpisce male, e inoltre il pallone, dopo aver colpito i cartelloni pubblicitari, lo va di nuovo a trovare in maniera anche abbastanza ilare. Pallone nuovamente per il Licata. Siamo al 48esimo di gioco dei 90 previsti per questa gara, molto scorrevole e piacevole nel primo tempo. Vediamo se anche il secondo sarà dello stesso avviso. Riprende palla nuovamente La Piana, va alle parti di Palmisano e guarda la porta. Palmisano torna sul sinistro, La Piana fa il velo, c'è Micchi ancora, Micchi va col destro, pallone che è uscito, non era fuori gioco, anche stavolta è rimasta giù la bandierina del signor Marino, che era stato ampiamente, aspramente criticato dalla retroguardia del Licata per non aver segnalato la posizione di fuorigioco, che probabilmente in realtà neanche c'era, di Malik Ba sul gol, sulla situazione del gol del pareggio del Castellammare, il 14esimo in campionato per Malik Ba, imbeccato perfettamente, lui con i tempi giusti è scappato via, è sgusciato alle spalle della difesa del Licata e ha trovato quella che in questo momento è la rete del pareggio. Ancora Castellammare, rischia quei Musso e allora può andare il Licata con Micchi. Arario prova il destro, non sfrutta questo errore di Musso il Licata, viene comunque rincuorato dal suo pubblico Leo Musso. Di Paola da battere questa rimessa, siamo al 50esimo di gioco, rinvio già battuto da parte di Paola, l'ultimo tocco è di un giocatore del Castellammare e allora potrà andare nuovamente il Licata. Ovviamente abbiamo capito chi è uscito al posto di Vitale, si tratta di Gammicchia, che si era fatto male nel tentativo di rilanciare il pallone sull'ultima occasione Licata del primo tempo, sui sviluppi di una palla inattiva, quindi probabilmente per evitare guai peggiori e soprattutto probabilmente anche in vista di una situazione non tanto felice per quanto riguarda Gammicchia, al suo posto nel dubbio è entrato Vitale, che sta svolgendo il ruolo di ariete assieme a Malik Ba. Qua Flores di testa a cercare, a trovare La Piana, sempre sul filo del fuorigioco. La Piana prova a girarsi, il numero 10 ce la fa, mette il sinistro al centro, esce adesso il Castellammare, poi anche Arario si unisce alla personale azione di La Piana. Ancora Massaro prova a girarsi, Micchi non ci riesce, la riprende Caronia, che poi mette in corsa Malik Ba, che può andare, sempre Ba
non ha però spazio per correre lì su quella fascia. Ritorna Micchi, commette fallo. I due attaccanti a confronto. Micchi da una parte e Malik Ba dall'altra. Anche gli autori dei gol che in questo momento stanno decidendo la partita. Calcio di punizione quindi per il Castellammare. C'è Musso alla battuta, molto più deviato di Gotti. Se ne accorge ora Imbrogiano. Deve fischiare il signor Ingrassia. Lo fa adesso, pallone per Ba che viene chiuso da Porcaro e poi il pallone esce e quindi rimessa per Mazzoni. 52esimo in corso in questo secondo tempo di gara. Del Castellammare aveva trovato il pareggio proprio alla fine del primo tempo con la rete di Malik Ba e qua rischia ancora una volta Flores, ma c'è comunque Massaro sulla fascia mancina. Testa Micchi, ora prova a essere più al centro dell'azione, prova a farsi vedere di più. Se nel primo tempo è stata una cosa soprattutto portata avanti dalle due risorse sulle fasce del Licato, ovvero da una parte Arario, dall'altra La Piana, adesso cerca di andare più per vie centrali. La squadra di Mister Bonfatto cerca di chiamare in causa, di rendere partecipe Micchi, che comunque il solo ha fatto con la rete che intorno al 33esimo aveva portato avanti i licatesi. Arario evita la rimessa a sfavore, la mette giù anche con particolare enfasi, poi vuole l'aiuto dei suoi compagni di difesa, non lo ottiene. Il Castellammare potrebbe addirittura farsi vedere dalle parti avversarie, quelle più bollenti, quelle più scottanti, ancora con Frisella che non riesce ad andarsene pure da terra. Ha cercato di girare questo pallone Luca Frisella, ma non è riuscito nel suo obiettivo. 53esimo. Per il Castellammare sarebbe ovviamente un punto importante che muove la classifica, che mette più in sicurezza la formazione di Mister Mione e oltretutto comunque è un punto che regalerebbe anche molto prestigio a una stagione comunque che era partita con una magia strana che si sentiva qua alle parti del Matranga, tante ottime gare, un Malik Ba in uno stato di forma eccezionale, tante vittorie, poi è un po' tornata alla sua dimensione la squadra di Mister Mione, oppure ha semplicemente accusato anche magari il colpo. Adesso il pallone torna ad essere comunque del Licata con Porcaro che va lontano. Chiamato in causa Di Paola, può andare adesso con il destro e allontana il portiere del Castellammare, mette giù Massaro che prova anche a autocrearsi qualcosa di interessante, poi allontana Privitera, deve uscire Di Paola perché Micchi è lì in agguato e poi c'è fallo di Paola perché ha preso il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore. Si arrabbia tantissimo Samuele Di Paola, più che altro perché c'era anche la possibilità che fosse stato sbilanciato da Micchi e debba essere anche arrivato il giallo per Di Paola per proteste, visto che gli ha sventurato il cartellino il signor Ingrassia. Sarà a discutere, più che altro perché è netto che Di Paola abbia preso il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, ma perché rimpresa alta, perché dovrebbe essere stato sbilanciato da Micchi, che però si è subito tirato fuori e ha fatto forse la scelta migliore, perché così ha indotto Di Paola all'errore ed è calcio di punizione per il Licata. Adesso oltre a La Piana sul pallone va il 10 deviato, però il suo tentativo da Caronia
C'hanno la Piana, Arario, alla fine è calcio d'angolo, si lamenta ancora un po' Bartolomeo Caronia. Si scalda Lampo, forse entrerà nel corso di questo secondo tempo, sarebbe il secondo cambio del Castellammare dopo quello operato nel corso dell'intervallo con l'uscita di Gammicchi e l'entrata di Vitale. Adesso tocca nuovamente a Privitera che alza questo destro al centro. Di Paola la fa sua. Rilancio tagliato di Paola, la riprende addirittura Arario che era fuori dalla confusione dell'area di rigore, visto che non è la sua specialità andare sopra nei calci piazzati. Poi ancora pallone rimpallato, prova a uscire Musso e ce la fa. La corsa di Musso su Flores, ancora lui dalle parti di Ba, il pallone è passato, Malik Ba, rimpallo che non lo favorisce, palla Licata. Cinquantasettesimo per Massaro, si allontana, lunga gittata che già si è chiusa. Flores, Massaro la mette giù un'altra volta Pipitone e quindi Ba, ancora Malik Ba, se ne può andare, Ba rientra ma lo ferma con esperienza Porcaro che fa un'altra grande giocata, ma poi è troppo leggero in rilancio. Ci ha provato nuovamente Musso, anche questa volta il Castellammare si rende pericolosissimo. C'è un cambio nel Licata al 58esimo. Fuori Privitera, dentro Carmelo Greco. Si gioca, quindi cambio nel Licata, fuori Privitera, ovviamente viene preservato il numero 4, qua invece prova ad andarsene Ligotti, ancora il numero 6, passaggio poi a metà e allora Greco, primo pallone toccato per il Classe 2004, va subito lontano a cercare Arario, Arario lo mette giù, qualche giocata da parte di Arario che poi mette in corsa la Piana, che arriva su questo pallone, la Piana, bravissimo. È stato Caronia, il pallone è uscito, colpisce la bandierina e poi rientra in campo. Allora ancora Licata con questo destro di Palmisano girato, flipper impazzito con Caronia che stavolta sicuramente spazza via. Ba ha fatto la pivot, adesso Castellammare che può tornare ad operare nella metà campo avversaria, sempre con Malik Ba che può giocare. Pipitone, Risella, pallone impreciso, c'è sempre però Tarantino. Ba, decentrato per ora Malik Ba, scambia con Frisella, ancora Ba, dopo triangoli va da Vitale, pallone ancora buono, Vitale si gira, rimane l'area piccola ed esce il Licata, ha rischiato davvero tanto però la squadra di mister Bonfatto. E poi occhio perché Micchi si fa vedere in velocità, controlla il 22, Micchi attende rinforzi, arriva Flores al limite, Flores potrebbe pensare al sinistro, va invece al centro dove c'è un'altra volta Arario nasconde il pallone, lo cede adesso alla Piana che viene però fermato. Gli applausi sono tutti per il Castellammare che chiude un'altra grande occasione per il Licata, che in contropiede ovviamente è pericolosissimo, anche perché c'è giocatori che possono davvero interpretare la partita come vogliono. Pallone per Lo Bosco,
Vitale qua ha toccato il pallone, deviazione poi finale di Massaro. Si perde un po' di tempo per battere questa rimessa, ora toccherà a Lobosco. Vitale farà sponda per Malik Ba, pallone però arretrato, e allora il Licata prova a distendersi nella metà campo avversaria, prova a farlo ovviamente con Arario. Lobosco, grande chiusura, ma non basta perché può arrivare ancora una volta il Licata. Caronia non in maniera definitiva, poi controlla, mette ordine, va adesso alle parti di Pipitone, però sempre attorniato da maglie gialle. Guardalinea aveva dato rimessa allicata però per il signor Ingrassia, e palla per il Castellammare. C'è un altro cambio dentro, Minacori, credo che uscirà Micchi. No, Micchi rimane in campo, allora ad uscire sarà La Piana con la 10. Dentro quindi Minacori, che farà più l'attaccante esterno che quello centrale, figlio il prodigo, che lo giro Minacori, che è tornato a Licata per aiutare i gialloblu a tornare dove compete loro, ovvero la Serie D, come minimo obiettivo ovviamente di una dirigenza ambiziosa come quella Licata, di una società storica come quella giallo-blu, che ha raggiunto traguardi inimmaginabili nel corso degli anni 80 e gli anni 90, adesso è tornata in Serie D, tornerà quantomeno l'anno prossimo in Serie D. Ancora deve giocare 3 partite di questo campionato, anzi 2,5, contando che ormai siamo nel corso del secondo tempo di questa, che è la 28esima. Paolo Bosco arriva al centro, il suo rilancio con le mani, poi un'altra volta Arario, va lontano dove c'è Micchi, sempre contro Caronia, si rinnova il duello tra i due e Caronia un'altra volta riesce a metterci lo zampino, ma c'è ancora il Licata che può attaccare con Arario, scambia con Micchi, non si chiude il triangolo che doveva vedere protagonista anche Greco, e poi alle spalle di Calaiò prova a scappare Vitale, non è per nulla facile farsi vedere, e mette prova a metterla giù quantomeno Pipitone. Tanta confusione, riesce a uscire Frisella, poi Ba potrebbe sfruttare questa giocata, Malik Ba viene però bloccato. 64esimo in corso di 90 previsti per questa gara. Licata in realtà ci avrebbe anche un'altra partita da giocare, che è la Supercoppa di Eccellenza Sicilia contro il Modica, che ha vinto l'altro girone, 2 gironi quest'anno, diciamo abbastanza facilmente assegnati sia da una parte che dall'altra. Adesso pallone che torna ad essere Castellammare, le giocate tentate da Frisella e poi anche Massaro scherza il suo avversario, la riprende però questa palla il Castellammare con Ligotti. Pipitone cambia gioco, vuole andare dalle parti di Ba, viene chiuso Ba, e attenzione perché il Licata vuole distendersi in contropiede con Arario che salta il suo avversario, ancora il numero 11. Difficile giocare quando hai delle mani che continuano a fermarti. Per Alan Arario, altro campo.
Esce anche Arario, sono usciti tre degli asset più importanti del Licata per questa stagione, Privitera, La Piana e Arario, dentro comunque Esposito al 66esimo, un altro cambio sicuramente prestigioso perché non è che entrano degli sprovveduti al posto dei tre che sono usciti, e quindi questo fa capire anche la profondità della rosa del Licata, il talento che dispone anche accanto a lui quanto riguarda Mister Bonfatto, ma però non è preciso il passaggio di Greco con Porcaro che allontana il pallone rischiando qualcosa perché è già ammonito. Sicuramente non gli manda a dire il pubblico del Matranga a Porcaro, come dicevo rischia perché è già ammonito, è uno degli ammoniti di questa gara. La Bosco prova a scambiare alto il piede di Colantoni e quindi calcio di punizione per il Licata con proprio Porcaro che andrà a battere. C'è un cambio anche per il Castellammare quando siamo al 67esimo. Deve uscire Lo Bosco ed è così. Dentro Cruciata, cambio abbastanza facile da spiegare, fuori un terzino, dentro un terzino. Allontana il Castellammare, adesso gara tra note più di tanta intensità, prova Micchi subito a rompere il tavolo qua, la giocata, poi provata da Esposito che rimane col pallone tra i piedi, Palmisano ancora, Palmisano bloccato, questo destro che rimane di nuovo però in aria. Adesso deve impegnarsi Flores ma non riesce a mantenere il pallone in campo. Flores stoppa il pallone, poi qua lo scambio con Micchi e Esposito che ha provato subito a cambiare fascia per rendersi imprevedibile. 69esimo in corso dei 90 previsti. Sbaglia qui Colantoni, riprende palla il Licata con Palmisano che va lontano a cercare Micchi, o almeno quello era l'obiettivo, ma esce molto male il rilancio, cercare il suo attaccante da parte di Luca Palmisano. Lotta al centro del campo Greco, stocca il Licata tenere il possesso, scivola Flores che poi deve usare le cattive per fermare il suo avversario. Giallo per Tommy Flores che ha perso un pallone sanguinoso e qua ci mette una pezza col cartellino. Secondo ammonito nel Licata Tommy Flores dopo Porcaro, siamo al 70esimo. Calcio di punizione per il Castellammare nel disco di centrocampo. Non ci sono giocatori di movimento, però nella metà campo dei padroni di casa sono tutti in avanti. Il pallone arriva in aria addirittura, era uno schema quello del Castellammare, c'è la Frisella in agguato, pallone che però torna ad essere di Mazzola. Massaro
a vuoto, pallone ripreso da Licata, Minacori può agire, Minacori, la sterzata, c'è il fallo e calcio di punizione. Oltretutto c'è anche il cartellino per Caronia, un flash di Calogero Minacori che conquista questo calcio di punizione. Tra Pipitone e Di Paola, quindi c'è il giallo per Caronia. Conta i passi il signor Ingrazia, sistema la barriera Di Paola, c'è Minacori sul punto di battuta. (72esimo), può andare Minacori che fa partire il destro, deviato, calcio d'angolo. Ha provato più a piazzare sul palo di Paola che scavalcare la barriera, che comunque non era la più facile delle imprese. Calogero Minacori, calcio d'angolo, batterà Tommy Flores. Aveva provato Minacori dopo aver conquistato questo calcio di punizione. Pronto un cambio per il Castellammare. Sta per entrare Lampo. Dovrebbe essere uscito o Ligotti o Frisella, non abbiamo visto bene il numero. Comunque fatto sta che entra Lampo, che diciamo sia un ottimo difensore centrale. Ecco il pallone che però arriva al centro. Esposito se ne va con una grande giocata, ancora Esposito, pallone tra i piedi del 7 che sguscia via in area di rigore, però il campo finisce, quindi rimessa per il Castellammare, cambio difensivo questo per mister Mione, perché è uscito Frisella ed è entrato Lampo, sicuramente più difensivo di Frisella. Pronta ancora qualche cambio per il Licata, ma prima batte Di Paola la rimessa dal fondo, prova a mettere giù Vitale che viene spintonato da Imbrogiano, non c'è però nulla da segnalare per il signor Ingrassia. E allora 74esimo, la gara ancora ferma sull'1-1 dopo che si era assestata su questa situazione di punteggio la partita al 45esimo del primo tempo, al momento del gol di Malik Ba, il 14esimo nel suo campionato. Ba aveva risposto al gol di qualche minuto prima di Micchi, Nicolò Micchi. Tempo, c'è un cambio. Pronto a entrare anche Bennici. Più volte in gol in questa stagione Bennici esce a fargli spazio proprio Colomicchi, autore del gol, che al 33esimo aveva dato il vantaggio momentaneo al Licata, un vantaggio che è durato qualche minuto. Tempo di trovare la via dell'equilibrio con la rete di Malik Ba. Esposito cambia fascia, non cambia il suo modo frizzante di trattare la palla. Ancora Greco, cavalca con l'oggetto della contesa tra i piedi, poi lo scarica. Imbrogiano, ancora a cercare Bennici che voleva toccare il primo pallone della sua partita, si è spostato a destra e quindi punta centrale sarà Calogero Minacori,
Castellammare che ora prova ad andare in contropiede, anche se si spegne l'inerzia e la ripartenza. Poi tocca anche a Crociata gestire questo possesso. Si ferma questa sfera. Poi deve uscire Caronia. Non si intendono qui i giocatori di Castellammare. Può ripartire in contropiede Licata, tutto buono. Può andare ancora Bennici che cavalca e rientra. Flores. Si propone Massaro. Reazione c'è sempre lì nel punto giusto, al momento giusto Caronia. Poi Greco. Massaro. Flores prova a mantenere questo pallone, ma Castellammare allontana ancora una volta. C'è Vitale in zona, ma non riesce a rubare il possesso a Porcaro. Mette giù il pallone Flores, anche se viene fermato da Ligotti. Può prendere Massola, c'è qualche lamentela perché non batte subito il portiere Licata da parte dei suoi stessi compagni, visto che c'erano più linee di passaggio disponibili. Ancora Greco. Imbrociano. Vediamo se la gara riuscirà a sbloccarsi nel corso degli ultimi minuti di questa seconda frazione, oppure se è destinata a far mantenere l'equilibrio. Castellammare vuole vincerla, Licata vuole continuare un percorso straordinario, trovare la quinta vittoria consecutiva. Già, il discorso promozione è abbastanza archiviato. Qua a terra Malik Ba, fallo subito Palmisano. Lascia battere Musso a Caronia, che si tocca un po' la mandibola, probabilmente colpo subito poc'anzi nel marasma che si crea ogni volta che prova ad attaccare il Licata nella metà campo del Castellammare. Vitale non riesce a trattenere questo pallone con classe, mette giù la formazione giallo-blu. Adesso Flores va lontano a cercare nuovamente Esposito, che vince il rimpallo. C'è sempre Minacori, fermato, stavolta non c'è il fallo commesso da Lampo. Riparte il Castellammare con Malik Ba, che però non ha quella per colpire in profondità, preferisce aspettare rinforzi, preferisce andare dalle parti di Colantoni. Ancora Colantoni, pallone buono, poi però fa la scelta sbagliata e ridà la sfera a Licata. Gli applausi comunque del Matranga. Continua comunque a divertirsi in un pomeriggio dove Castellammare ha anche offerto la possibilità ai suoi tifosi di entrare in maniera gratuita, assistere alla gara, la penultima gara interna di questo campionato per il Castellammare, che adesso avrà 2 derby. Uno domenica prossima alle 17 in casa del San Vito, una cinquantina, poco più di chilometri da qui, per andare proprio al capo più occidentale della provincia trapanese. E qua Flores, chiamato in controtempo. Castellammare poi chiuderà la sua stagione regolare. Basta vedere se poi coinciderà anche con la chiusura della sua stagione in generale contro il Marsala qui al Matranga. Qua il pallone torna ad essere buono per Esposito, non era fuori gioco, si era un po' fermata la difesa del Castellammare. Flores gestisce, va dove c'è Massaro. Greco, ancora Greco, Calaiò, Massaro, Flores, sinistro di Flores, deviazione di Minacori, la
Tieni in campo Bennici, anzi no, rimessa dal fondo che deve battere Di Paola. Doppio cambio, uno per parte. Licata sta per entrare Gianni Merola, giovanissimo ma è diventato un perno. Il centrocampo giallo-blu esce un altro perno che è Palmisano, un'altra grande gara oggi dell'ex Avellino. E poi mi sa che uscirà Ligotti, che è già lì nei pressi della metà campo, e così adesso esce Angelo Ligotti. Buona prestazione anche da parte sua, e al suo posto entra Rocco Vaccaro. Talentuoso centrocampista originario di Monreale, che adesso si sta mettendo proprio a fare da playmaker in una giornata con tante assenze da una parte e dall'altra, ma comunque entrambe le squadre hanno giocato un primo tempo a viso aperto, divertendosi e facendo divertire. Poi il secondo tempo sono venute meno più che le motivazioni, credo proprio le gambe. Adesso siamo all'82 e Castellammare comunque c'ha un calcio di punizione, e anche queste situazioni possono diventare pericolose. È un siluro quello calciato in aria, deviazione da parte di Greco. C'è il calcio d'angolo per la formazione di casa, non batte subito Frisella che attende un poco. Lo dicevo comunque che il punto non è da buttare assolutamente per il Castellammare, non serve più a nulla ormai a Licata segnarne. Frisella, pallone che arriva adesso al centro, deviazione nuovamente Mazzola, e adesso flipper impazzito in aria, ancora Frisella, mette un altro sinistro al centro sul secondo palo, si coordina, va in rovesciata, c'è però posizione di fuorigioco credo, perché è alta la bandierina della signora Di Florio e soprattutto è alto il braccio della signora Ingrassia. Rimane a terra dolorante Malik Ba, che aveva provato l'acrobazia, ma sarebbe comunque stato tutto vano. Non si è capito bene se fu Mazzola ad opporre resistenza a un'altra deviazione interna all'area di rigore, però comunque il Licata un'altra volta se l'è vista brutta nel corso di questo calcio d'angolo. Fischia adesso il signor Ingrassia, questo calcio di punizione indiretto già battuto dal Licata. Non stoppa qui Musso, Flores attende l'arrivo di Massaro, 84 sul cronometro, Licata avanti. Ovviamente avanti intendiamo che si trova in metà campo avversaria, perché il punteggio, lo vedete anche voi, è ancora in una situazione di equilibrio. Di Paola la prende e va lontano con i guantoni a cercare un'altra volta la corsa di Frisella, che poi viene scherzato dal suo avversario. Greco la gira e il Licata, pressato, comunque riesce a scappare alle grinfie di Malik Ba, Imbrogiano, e allora il Licata va ancora con lo scatto di Minacori, che ha trovato la rete del vantaggio. Licata sguscia alle spalle della difesa azzurra come un'ombra. Minacori è il gol del 2-1 degli ospiti. Sempre emozione per Calogero Minacori trovare la via del gol con la maglia delicata, ed è un gol che può valere tanto per quanto riguarda la partita di oggi, non dico tantissimo vedendo anche la situazione di classifica, però comunque un Licata che con questa mentalità da cannibale vuole non lasciare nulla al caso, e siamo all'85esimo ed è per ora 2-1
per i giallo-blu, che appunto vogliono cannibalizzare questo campionato anche dopo la matematica certezza della vittoria del girone, del ritorno in Serie D. Musso che a terra Frisella, poi un'altra volta Lampo a rispondere, e Lampo che sta giocando come centrocampista adesso in questa parte finale di gara. Merola corre a cercare Esposito, pallone che però è impreciso, e allora Di Paola può fare la sua, non poteva fare nulla Di Paola sulla sgusciata di Minacori, che era scomparso dai radar della difesa del Castellammare ed è riapparso all'improvviso davanti al portiere, trovando quella che in questo momento è la rete del 2-1 e del vantaggio di Cata, e che potrebbe consegnare altri 3 punti alla formazione di mister Bonfatto in quella che sarebbe, ora lo confermo, potrebbe essere quantomeno la 20ª vittoria di un campionato fenomenale da parte del Licata. Ce l'aspettavamo, magari all'inizio dell'anno, per molti era la squadra da battere, non è scontato, però quando retrocedi, quando hai questo contraccolpo psicologico nel modo poi in cui è retrocesso il Licata, i play-out con tante discussioni, non è mai facile ritornare e avere questo timbro, dare questa impostazione alla stagione e al campionato. Il Licata ce l'ha fatta, ha ormai conquistato il suo obiettivo, cioè ormai in vista solamente la Supercoppa da agguantare, però comunque a prescindere in Serie D ci saranno sia Licata che Modica l'anno prossimo, quindi è solamente argenteria in più che non fa mai male. Nel frattempo altro cambio, nel Castellammare dovrebbe essere uscito Tarantino, che è in debito di ossigeno. Al suo posto entra il numero 19 Cristiano Falanga, che va subito a entrare nella metà campo avversaria, esce dall'altra parte del campo invece, se non moderato, appunto Tarantino, che ormai sembrava un po' in debito di ossigeno. Rilancio a cercare gli attaccanti azzurri, prova ad andarsene Minacori, che poi voleva servire al volo Esposito, non ci riesce perché c'è un'ottima chiusura. Vaccaro poi fa sbattere il pallone su Esposito, ancora Massaro, Minacori gestisce col destro, trova Greco che spacca il centrocampo, Greco ancora a cercare Massaro che si era sovrapposto, allontana la difesa del Castellammare, che poi con Vitale vuole rimanere avanti, ce la fa, rimessa per gli azzurri che vogliono il pareggio, vogliono il punto per essere ancora più sicuri di rimanere anche l'anno prossimo nel massimo campionato regionale. Sempre Castellammare, Greco viene anticipato, poi pallone che torna in aria, allontana Calaiò che fa buona guardia su Malik Ba, che comunque anche oggi ha messo il timbro sulla gara con il gol del momentaneo pareggio al 45esimo del primo tempo. Oggi gli attaccanti hanno timbrato, Micchi, Ba e poi Minacori, quando ha preso il posto in campo di Micchi. Ancora Ba prova a girarsi, riesce a smistare questa palla che ritorna al centro, c'è un'altra sponda in area di rigore da parte di Vitale, si lamenta poi il Castellammare per una trattenuta in area piccola, ma nulla da segnalare per il signor Ingrassia. Flores, Esposito di prima a cercare la corsa di Minacori, che viene però preso in controtempo, allontana il Castellammare, può giocare Vaccaro, Colantoni, poi pallone impreciso a dir poco di Musso, c'è a vedere anche Lampo e c'è Malik Ba che poi esce, forse colpisce Mazzola, che non è preciso nell'intervento, per fortuna nulla di grave per il portiere Licata, perché Ba non l'ha colpito, ha colpito invece il pallone, che a sua volta poi è stato deviato da Mazzola, e quindi rimessa Castellammare, pallone che arriva al centro, ancora Licata con particolare difficoltà riesce a uscire
calcio d'angolo, siamo nel tempo di recupero. Abbiamo visto quanto ha dato il signor Ingrassia. Si giocherà a oltranza, quindi pallone che arriva adesso in area piccola e per poco il Castellammare non trovava il pareggio. Quello che ci aveva provato Falanga. (91esimo). Siamo ormai al tempo di recupero della gara tra Castellammare e Licata, una gara molto bella nel primo tempo, poi nel secondo diciamo che non ha espresso il suo miglior calcio né Castellammare né Licata. Giallo per Mazzone nel frattempo, che ha perso troppo tempo nel battere questa rimessa dal fondo. Diciamo che qualche secondino, più di qualche secondino, se l'è portata a casa qui il portiere del Licata. Poi c'è il tocco del direttore di gara, il signor Ingrassia, che deve scodellare. Può giocare il Licata, che stava perdendo il pallone, però col tocco del signor Ingrassia torna ad essere dei giallo-blu. Ancora Esposito prova a fare ammattire la difesa avversaria. Esposito che entra nel rigore, mette al centro, non riesce a girare però Bennici. C'è ancora Merola in agguato, perde palle Castellammare ancora con Tommy Flores, che prova a fare quello che vuole. Flores fermato da Colantoni, palla out, calcio d'angolo. Batterà Tommy Flores questo corner. Non è in area piccola, c'è un'altra volta lo stacco di Merola, che spesso e volentieri si è fatto trovare pronto in area gol. Può battere Di Paola. Sei un bel boy, Lillo! Sei un bel boy! Palmisano, anzi Calaio, perché Palmisano in realtà è uscito, e allora Greco a rilanciare. Minacori anticipato da Caronia, adesso però deve stare attenti al 32 proprio a Minacori, che sguscia via. Minacori un'altra volta con lo scavetto, l'ha toccata questa volta Di Paola. Allora calcio d'angolo per il Licata, ha evitato la doppietta di Calogero. Minacori, Samu Di Paola, Flores dall'altra parte del campo a battere il corner. Siamo al 94esimo, probabilmente ormai è questione di secondi prima che arrivi il triplice fischio del signor Ingrassia. Può andare Flores, vuole chiudere avanti Licata. Flores, cross che arriva al centro con il colpo di testa proprio di Minacori. Il 70 fa doppietta, 3-1. E nel finale ha messo 2 volte la firma, questo ennesimo capolavoro, il 20esimo stagionale in Licata, grazie a Calogero. Minacori, subentrato nel corso del secondo tempo, ha trovato per 2 volte la via del gol, lo stava trovando con un'altra pregevole azione in contropiede con lo scavetto, poi però Di Paola si è opposto sul calcio d'angolo conseguente, ha trovato il 3-1. Va lo scambio, pallone che arriva al centro, si era fatto vedere Vitale. 95esimo. Ma capiamo che sia solamente questione di secondi prima che arrivi il triplice fischio del signor Ingrassia. Licata si porta a casa altri 3 punti che ormai, come dicevo prima, non servono più per la classifica, ma servono solamente per centellinare, per scolpire di più nella storia. Una stagione fenomenale da parte dei ragazzi di mister Bonfatto, e continuano a vincere anche quando
ormai vincere non porta altro che sorrisi e complimenti. Adesso lotte greco-romane in area di rigore, non controlla però bene il Castellammare con il pallone che torna dalle parti di Mazzola. Noi vi ricordiamo ovviamente che per seguire tutti gli aggiornamenti sul calcio dilettantistico, su questi ultimi weekend di eccellenza, di promozione, anche per quanto riguarda la Serie B e la Serie C1 di calcio a 5, ovviamente la casa del calcio dilettantistico in Sicilia è Sportisili, e arriva il 3-1, triplice fischio, vince il Licata, un'altra volta Licata per la 20ª volta in campionato. Ci pensa Calogero Minacori con una doppietta nel finale che indirizza anche questa gara verso Licata. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Giorgio Matranga della città di Castellammare del Golfo. Ricordiamo velocemente punteggio e marcatori. Il Castellammare perde 1-3 contro la capolista, squadra che ha vinto il campionato di eccellenza, ovvero il Licata. Le reti per il Castellammare aveva pareggiato l'iniziale gol ospite di Micchi, il solito Malik Ba, ma poi nel finale si è imposto come un uragano Calogero Minacori. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui da Sportisili. Da Gabriele Rispetta è tutto, alla prossima.